Il governo si impegna ad inserire il disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata all'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri utile. È il titolo della risoluzione portata in Consiglio regionale dalla Lega, col quale Venezia intende mandare un messaggio chiaro a Roma. Vediamo troppi ostacoli anche all'interno del governo di centrodestra, quindi vogliamo capire chiaramente anche da questo governo se hanno intenzione di dare una risposta chiara e concreta ai cittadini del Veneto che hanno votato in massa a favore dell'autonomia, oppure se qualcuno a livello romano con qualche scusa vuole ancora prenderci in giro. Ancora più pesante di Nicola Finco, che a Palazzo Ferrofini ricopre anche la carica di vicepresidente del Consiglio regionale, è stato l'eurodeputato Gian Antonio D'Arè, che, intervistato dal direttore Luigi Bacialli a Focus, ha puntato il dito contro un governo, ha detto, che vuole il presidenzialismo e non farà mai passare l'autonomia, ricordando poi che da un governo si può sempre uscire. Alberto Villanova, capogruppo della lista Zaia Presidenti, ha rincarato la dose durante Ring, dopo i paletti sull'autonomia posti dal vice premier Antonio Tajani durante un incontro di Forza Italia a Salerno. Io non ci vedo grande differenza da quando eravamo al governo col Conte 1 e invece di Tajani interveniva Di Maio e diceva le stesse identiche cose. Caspita, o la Lezzi, il ministro del Sud o il ministro della Sanità Grillo intervenivano e dicevano le stesse Tajani cose. come Di Maio, non ha mica detto una cosa opposta. Andiamo a prendere le dichiarazioni sono identiche. Sono passati 1913 giorni e 5 governi da quel 22 ottobre 2017 in cui il 98% dei veneti si era espresso a favore dell'autonomia in un referendum regionale consultivo. Dopo Gentiloni, i due esecutivi con maggioranze diverse a guida Giuseppe Conte e il governo delle larghe intese di Mario Draghi, l'elezione del governo Meloni a maggioranza di centrodestra era stata salutata in Veneto come risolutiva della questione autonomia. Penso che di anni ormai ne siano passati abbastanza, oggi non ci devono essere più scuse, ma le risposte da parte del governo devono essere velocissime e nessuno ci prende in giro con il presidenzialismo, perché per il presidenzialismo c'è bisogno di una modifica costituzionale. Sull'autonomia è già tutto fatto, basta solamente la volontà politica.